Siamo ad Ottana, ancora nel Nuorese, ma all'appendice dei suoi altipiani. Era un paese agricolo-pastorale. Si coltivava grano e si tenevano greggi. Abbandonata la campagna, qui la manodopera è interamente eccedente. Sono paesi come questi, ormai frustrati, senza alcuna possibilità di mostrare la loro esistenza, che attraverso la violenza ed il furto, che attendono una mano disinteressata a occuparsi dei loro problemi. È molto abbandonato. Di tutti. La gente è ancora a spasso. Perché è spasso? Che non c'è lavoro. E non c'è niente. L'ha sentito? Vero? È tanto. Allora non dico più niente. Vi trovate bene qui ad Ottana, voi? Sì. Ottana a me mi sembra un posto bello, ma però non ci sono divertimenti qua, non ci sono le cinema. Prima facevano anche il cinema, ma adesso non ne fanno più. E la domenica i giovani passeggiano così. Non c'è... sono a volte dalla noia. Ma io mi ricordo che stavamo giocando con delle figurine, erano dei giochi prediletti di noi bambini del tempo, e a un certo punto sono arrivati questi forestieri armati di telecamera, eccetera. Per noi bambini era una novità assoluta. E quando poi si sono avvicinati, gli altri miei compagnetti sono scappati, io sono rimasto e ho risposto alle domande che mi sono state fatte, e poi anche il savoir-faire della troupe, eccetera. Ci sono rimasto un'intera giornata a esprimere quelli che erano i miei pensieri del tempo. Come posto è tranquillo, perché non succedono fatti delittuosi, qualcheduno così, non succede. Qualcuno quale? Quello di mio zio, avvenuto un anno fa. Oggi è proprio la ricorrenza dell'anno. Chi l'ha sparato? I banditi, perché lavorano male, per odio. Quasi tutti i danni che succedono qua a Ottana sono alla mia famiglia, perché rubano pecore, uccidono vacche, tutte queste cose. Siamo odiati. Perché siete odiati? Non so, queste sono cose dei grandi. Se è colpa nostra, è colpa degli altri. Che ne pensi di tutte queste cose brutte? Fanno nascere lo sdegno, perché adesso nel continente un sardo, ne hanno paura di un sardo. E perché? Perché a Orgosolo, per esempio, se sentono Orgosolo gli rizzano i capelli. Anche ad Orgosolo ci sono le persone buone e le persone cattive, come anche nel continente questo. Ci sono quelle senza senno che fanno quelle cose così per sport. E chi pensi che siano queste persone cattive? Quelli che hanno odi, per esempio, no? Ubriachi, una rissa, e allora adesso me ne vendico, dico. E adesso li uccidono un parente, cose così, tanto per vendetta. È quello che deve essere anche scacciato qua nella Sardegna, la vendetta, perché è una cosa brutta, la vendetta. Ti vorresti vendicare o no? Beh, come cristiano no, ma per il dolore che mi hanno procurato sì. In me prevaleva questo aspetto del perdono cristiano già da allora, e questo lo devo soprattutto alla educazione cattolica che mi è stata impartita a casa. Ricordo che a babbo Lisi disse: signor Lai, lei ha un ragazzo che ha un'intelligenza straordinaria, lo faccia studiare perché ne ricaverà dei buoni frutti.